Bon dia a tutti e bentornati al programma di informazione per Furlan di Telemare. Aienziamo un misteri la dinamica del terribile incidente capitato appena fuori di Gurisa, miarqui 25 di novembre, sulla strada regionale 117. Daniele Grion, un uomo di 38 anni di Mossa, che di mestiere all'era meccanica, all'era da ora fa un giro di prova con la macchina di un cliente. Per qualche ragione, alla fermata la Audi sull'orda strada e, stante se che ha contato un testimone, all'era da ora camminasse io per stradone, fin quando che un camion menato di un autista sloveno lo ha zappato in plane dopo di una frenata una vora lunga. Per serie di sclarire i dubbi, venerdì 26 si è stata fatta un'autopsia, ma i risultati non arriveranno prendi qualche mese. Grion di fatto non vedeva ben di un voli, ma non si può lanciare a Safur l'ipotesi che vedi zappati male. Sempre più lontano l'ipotesi più dolorosa di un suicidio. La morte di Grion ha veduto al corò di tanta in di Mossa, anche per bozza dal sindic. Due lo ricorda in pa grande simpatia e pa passione che metteva tra il suo mestiere. All'assa la femmina e due fioi. Cambiando argomento, a Gardiscia a crescere i sottesi di proprietà del demani che a Resting Ways. Quasi 20 si sono disuedati dome dall'ultimo anno, partendo così i 13 amens do gas in via Roma, a essi quasi dal 2 disabitati. Il comune ha l'impegnato di anni a serie un accordi col Stato e l'Ater per arrivare a gestire un migliore agli implai. Dal 2009 il demani aveva detto chiaro che non aveva intenzione di molaio. Il problema degli servitori militari sale un tarli ben conosciuto in Friuli, che era stato anche dopo la demilitarizzazione del confine orientale. Qui problemi di manutenzione dei immobili che sono sotto i voi di Duce. Si fa sempre più donza il momento da mettoda in vora da consulta da comunità furlana per la provincia di Gurisa. L'unis che alven, la commissione di questa, fevelerà dai ultimi staronzamenti al regolamento, che dopo al venire a fat bon del Consiglio la prossima sentada. La consulta saranno vince un membris, un rappresentante per ogni comune da zona furlanofona, un da Agenzia regionale Palenga Furlana, un da Società Filologica Furlana e un dal Fogolar Furlan di Monfalcone. Fevelan sempre di Lenghis, miarpi vince 4 tra il bel palazzo dei museus provinciali, la Società Filologica Furlana e il Centro Sloveno di Ricercis Slori hanno presentato il volume Indagine sulle comunità linguistiche del Friuli Venezia Giulia. Il libro riporta i risultati di un scandai fatto al 2008 dai comuni che sono capaci dentro la zona di tutela di linguis furlani, slovene e tedesca del Friuli Venezia Giulia. A intervistarsi le è stato domandato quali sono le lingue che fevelin, là e con cui che li sdoprin. A son soradot sta disfatti domande sia sulla conoscenza sia sulla percezione che hanno da tutela e dei spazi che le lingue minorizzate da regione hanno a vita di ogni dì in differenti istituzioni. Sintin le conclusioni da paraulis dal vicepresidente Palgurissan e dal direttore della Società Filologica Furlana. Saluta anche da banda da filologiche e da banda dai Furlans. Mi unisco ai ringraziamenti e alle sottolineature che ha fatto chi mi ha preceduto, ribadendo due parole proprio l'importanza e il significato di questo libro, oltre all'aspetto di questa indagine, oltre all'aspetto scientifico, e mi rivolgo soprattutto ai friulani, un messaggio importante è: non dobbiamo avere paura di contarci, non dobbiamo avere paura di uscire allo scoperto. Io quello che ho sempre invidiato alla componente linguistica slovena è l'orgoglio e la convinzione nel ribadire la propria posizione e la propria identità. Noi friulani non sempre in passato siamo riusciti a farli. Adesso con questi dati forse finalmente continueremo ad avere sempre più coraggio e a essere sempre più, non dico integrati perché integrati lo siamo, ma sempre più rappresentati e rappresentativi. Con questa indagine abbiamo, e il decisore politico ha, un punto di riferimento importante per anche definire delle strategie e delle politiche linguistiche calate sulla realtà del territorio. Passiamo a favela di consums. A Nova Gorizia, alla scherata del New Centro Commerciale Supernova, un capanon di 20.000 m2 con 27 botteghi al valzo un tassi all'offerta commerciale da città da Rosis e da Cesi di Zoc, che aveva già il centro Culandia a pochi metri di via San Gabriele. Un quarto dei clienti del New Centro al vendere Stato italiano.
e che al sedi per comprare spagnoli, benzina o char, al somma che non sedi cambiare nulla dei teams che si lava in Yugo fa la spesa, come che al Santa Lorenzo Pila. Il gruppo austriaco, proprietario del centro Supernova, l'ha dichiarato che questo non sarà l'ultimo investimento a città. Non sono dome i centri commerciali a chiamare clienti, stanno che anche quando al Vaiur Sorelli il traffico non cala. Per i diversi tiniviar fin tard che sono al centro di Gurisa, la mularia aveva serie di divertimenti dai bar, dal bowling o da discoteche che si trovano in Slovenia. Chi smudaments arriveranno a favorire l'integrazione o meglio la reintegrazione durante il mal tirato confine Gurisan? Domandingi una battuta su questo al professor Ferruccio Tassin. Buondì, professor? Buondì. Buondì. Allora, una piccola presentazione. Ferruccio Tassin è nato a Visc, è un storico fra i fondatori dell'Istituto di Storia Sociale e Religiosa di Gurisa. Deputato da Deputazione di Storia Patria del Friuli, è redattore della rivista Iniziativa Isontina e l'ex direttore dell'Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia. È anzi impegnato per salvare la memoria del campo di concentramento fascista di Visc. Allora, in realtà dove invitato per fare un dei altri, ma tanto come si conquista. Sì, sì. Ma io credo di essere più ottimista, prima di tutto, perché si è cominciato una lavoro presto all'integrazione, no? Già con che era la cosiddetta cortina di ferro, e in di buona volontà attaccata a organizzare associazioni come l'Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei, che dal 66 in qua l'ha scominciata a favelare di temi di fondamentale importanza, facendo almeno un convegno ogni anno, e c'appan drenti i miglior salviei di tutta la Mitteleuropa, intendendo Mitteleuropa non che da plumis, da lederhosen o robe del genere, ma che da cultura. E lì ha scominciato, prima perché non si poteva, ha cominciato a cercare da poesia, da musica, eccetera. Dopo plan plan, quando anche i confini si sono dismolati, si è arrivato a cercare fin da religione, fin da storia e fin da causis che il distacco che l'era stato. Ma non come chi, stanza per esempio la rivista Iniziativa Isontina, che è più di 50 anni che è attiva, l'Istituto di Storia Sociale e Religiosa, che è dall'86 in qua, dopo il giornale Isonzo Socia, l'associazione Concordia et Pax, che proprio vio di così di nuovo proprio e di superare l'odio che si era creato con la seconda guerra mondiale. Allora si può dire che la cultura è sempre stata più davanti. Ma io mi ricordo quando eri all'ICM che io di cultura di Miesa Europa, man man che si dismolavano da cortina di ferro, cortina di fiera, dicevano, vedete, prima di fare cercare i politici, non per disprezzo della politica, che è necessaria, la politica è utile e indispensabile, ma facendo cercare la cultura che forse si intende di più, e così si è avuto buoni provi. Dopo, anche come vediamo, studenti esteri che vanno di là e studenti di là che vengono di qua, e che del comprare le sempre stato. Insomma, io non sono pessimista in questo, andai anche a tanti amici di là, in che vendica e si chatting di qua e di là, non sono chiamato a Fevelà, si sta a Fevelà anche a Lubiana, per esempio, chi sta proprio di Faidute si sta a celebrarlo anche all'Accademia da Scienze di Lubiana. Capito, difatti noi dove chiamato qui, in realtà il prof. Velanos, a distanza di 2 settimane dall'insediamento del mio arcivescovo di Gurisa Redaelli, su Simut che è una sola della nostra diocesi. È una vera biela questa storia, una vera biela. Prima di tutto in assoda in un mondo si capisce di anche chi di contrapposizione, perché l'Austria non si rassegnava al fatto che il patriarcato di Aquileia di fatto al fosse sempre sotto Vignesia, perché al veniva sempre eletto un patriarca venit con diritto di successione al nominava al suo coadiutore. E allora Zat al 500 aveva tentato di avere una sua diocesi. Si capisce, Biel Vieland si arriva al 700 quando si sono incontrati una grande imperatrice come Maria Teresa e un gran papa come Benedetto XIV che si sono messi d'accordo per spartire, per sopprimere il patriarcato di Aquileia e creare 2 diocesi. Dicono che questa è stata una decisione politica, non è vero, è stata soprattutto una decisione pastorale. La politica va avuta anche al suo peso. Tanto è vero che sia Gurissa che Udin sono stati creati
con pari dignità, diocesi Surs con pari dignità, Gurisa dal 1752 e Udine dal 1753. Ma il primo arcivescovo se non sbaglio bene. Il primo arcivescovo Carlo Michele Datem si può dire intanto che al ciacarava tutti i lenghi che erano fevelati cadrenti e cadrenti si fevelava al Furlan di Ca e Ladin a Cortina, perché anche Cortina faceva parte dell'arcidiocesi di Gurisa. Dopo si fevelava al Todesco, perché era tutta la valle dal Gail fin a Vipac e dopo si ciacarava ovviamente italiano, ma anche tantissimi sloven, perché gran parte da diocesi era in territorio sloven, perché lava da Drava a nord alla Culpa a sud, sicché lui ha predicato in tutti questi lingue e anche in latino. E dopo ha avuto attenzione anche per questa lingua, perché quando l'ha creata la Domus Presbyteralis, che era una specie di centro di specializzazione, non un vero e proprio seminario, parin che era già predi. E lì dovevi imparare a predicare per Furlan. Dopo il Furlan si è l'ha sparito, mentre che il sloven è arrivato drenti a plendirit intorno dal seminario di Gurisa, intorno dal 1800, a metà 200, insomma. Lì proprio i sloveni hanno pretenduto di fevelarlo. Ecco, i sloveni hanno avuto sempre una più grande dignità passolenga dai Furlans, forse perché avevano una borghesia, un clero più preparato per questo. Invece in Estris io credo che avevano avuto la paura che insegnando al Furlan e non dando la precedenza all'italiano e qualcuno anche al tedesco, non si entrasse la lingua principale, ecco, cioè loro smiravano a dare la lingua principale. Crodi che sia così, ma in effetti probabilmente perché abbiamo avuto un clero non all'altezza per quel che riguarda al Furlan. Però dal 1920 un vescovo sloveno che non conosceva il Furlan, Josef Valland, ha tradotto un libro di pregieris, l'ha fatto tradurre dal decan di Lucinis Leonardis e questo libretto è stato pubblicato di Vendrame a Udine e io dai una copia perché me trisnona preava Maddalena ha visto preava su questo libretto. E l'anti in davanti ai secoli di riguardare per il Furlan, ben era in tanti che fevelava in Furlan, anche Francesco Borgia Sedei per esempio, no? Un gran vescovo che l'ha dovuto dimettersi dal 1931 perché il cancro di fascismo che aveva in ca che dominava e che è stato veramente l'inviar palenghis, è stato l'inviar quintra al sloveno, è stato l'inviar quintra al Furlan. Ben, lui l'ha difenduto, la lingua slovena, la lingua furlana non poteva difendere perché di fatto non era, né al seminario, da predici, i predici che avevano continuato a predicare lo stesso, però l'hanno fatto dimettere da guardi con la Santa Sede e dal 31 lui dopo un mese che si era dimesso è morto di crepacur, è stato un grandissimo vescovo, l'ha frequentato al Frintaneum di Vienna, era un famoso ebraista storico e linguista orientale. Dopo di lui vi avuto per esempio un vescovo che non era qua ma che era un lavoro interessato al Furlan e anche che al sloveno dal 1924 al 1936 all'estate Luis Fogar che è stato vescovo di Trieste ma era di Gurisa e Luis Fogar anche che l'ha dovuto dimettersi perché difendeva la libertà dei sloveni di esprimersi da solenga. Dopo è stato un vescovo Furlan, è stato Pieri Cocolin di Sassil di Ruda. E Pieri Cocolin, quando è stato lui, allora fa al Messal in Furlan, che sarebbe stato un buon momento, per sé che farlo come quando si sta concludendo il lavoro, sì, l'importante lo stesso a farlo. Però come le picche altri una testimonianza vedremo l'esito che verrà in che volte invece si poteva là in davanti spedire perché in che volte diciamo, la gran parte dei paesi prediceva per Furlan. Il Furlan Tasqueris da Gorisan? Il Furlan Tasqueris è stato un lavoro importante perché si sa che la riforma scolastica è stata fatta di Maria Teresa dal von Felbiger
Johann Ignaz von Felbiger dal 1774, però di fatto la scuola diffonduta capillarmente è venuta da nome con l'occupazione francese, intorno dai Prince del Vauzin. E dopo, per dire la verità, la diffusione proprio vera e capillare è stata intorno a metà del Vauzin. Ben lì, la Glesia che aveva in mano la scuola, l'ha avuta fino al 1955, dopo è diventata disinlaica, ecco. Lì si dava un lavoro di importanza al Furlan, tanto è vero che dal 1942 il Vescul, che era il provveditore, per capirsi, ha dato una direttiva a tutti i predis e i decans di fare una predica da loro lenga, da in, per sburtare i genitori e mandare i frutti a scuola, perché che volta era miseria, mandavano a lavoro, a fare i famiglie, eccetera. E vin bellissimi predici furlani di che volta da metà del Vauzin. Ma dopo anche i programmi era da classe elementare, da classe popolare, che era in tre classi, no? Era in tre classi obbligatorie. Dopo era anche la scuola domenicale perché non venisse l'analfabetismo di ritorno. Ben lì traducevi dal furlan al italiano e era sempre una lingua strumentale per arrivare a possedere al italiano e per arrivare a Ciapadrenti anche al tedesco. Il tedesco era come l'inglese, come senza il tedesco non si entrava dai gangli dall'impero, no? Ecco. E invece anche per Velling si stanno vedendo immagini dei mutamenti territoriali d'arcidiocesi. Sono stati mutamenti incredibili, no? Dal 1752 al 1947, no? Si è strettata sostanzialmente fino a diventare un black come no? Un black, però un black importante perché è un look là che la in vera che si è scontrata, ma con confini, vuol dire anche confines, look dove che i territori si toccano e col tocciarsi si scambiano valori e linguis. E troveranno sempre dei furlanti a scuola, sta seminari? Dal seminario, io sono stato dal seminario dal 54 al 56, sono stato in semies. Là era proibito che era per fulano, perché avevo paura che di aizzare al nazionalismo, no? in pratica. E non sai, se tu cercavi furlano anzi con tuo compagno, ti mettevi un brutto voto in condotta. Non è stata una bella comprensione, perché non era riconosciuta purtroppo come un valore, sebbene che si sa benissimo al dono da Lenghi sta Pentecoste, no? Ecco, ma lì Pentecoste di quel punto di vista lì non era. E tornando al primo arcivescovo Carlo Michele Datems, Il primo arcivescovo di Gorizia Carlo Michele Datems ha fatto anche qui bella predica, per esempio una predica è là che il paragona al visitatore pastorale che l'aveva da Soin come al piorar che l'aveva da Sopioris, lo sai io. Di fabbrica, un esempio, no? Sì, la visita però spirituale che il fa un vescovo, un arcivescovo nella sua diocesi in qualche villa o città contiene in sé tutte le utilità sacenadis, con questa differenza che le visite mondane si riguardano il quarto e le visite al prelato sovin alla salute dell'anima, il che importa più per sé che sono immortali, io così come questi pastori destinati a quasi un ritmo un vero ritmo, no? Destinato alla grazia di Dio, venga qui come un pari a chattare i suoi figli spirituali e venga domandare se si la passate bene, se vivete nella grazia e nell'amicizia di Dio. Io vengo a visitare le case di Dio come fortezze spirituali. Era una buona bulla perché questa prosa andava un ritmo. Biel. Secondo lei era che gli insegnavano a scrivere Furlani che livello lì? No, l'era di Curchist, di Cura e di Ciaf. Bon, bene, allora ringraziamo di cuore il professor Tassin per essere stato con noi, per ritornare per altre Vignerai volentieri, un'ora. Bene, grazie. Allora, se aranto, torniamo a ricordare la nostra direzione email, che è info@telemaretv.it e il canale di YouTube dove si può vedere tutti le nostre puntate e anche altri documentari che fa Telemare. La direzione è www.youtube.com/telemaretv.
Bon, grazie per essere stato con noi e un saluto, mandi a tutti. Mandi.